Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. La nuova sigla della nostra trasmissione, creata da Pierangelo Buttazzoni, dà spazio ai runner, ma anche all'atletica e ci accompagnerà nel corso delle settimanali puntate che ci attendono nel corso dell'anno e forse anche più in là. Campionati italiani assoluti indoor ad Ancona, illuminati dai salti di una fenomenale Larissa Iappichino, che ha realizzato in un sol colpo, con 6,91 m nel salto in lungo, il record italiano assoluto in condivisione con la madre Fiona May e quello mondiale under 20. Dal canto suo Gianmarco Tamberi, nell'alto, è ritornato alle misure precedenti all'infortunio del 2016, superando i 2,35 m. Agli europei di Torun in Polonia, in programma dal 5 al 7 marzo, con questi due ne vedremo sicuramente delle belle. La nostra attenzione però era rivolta soprattutto agli atleti del Friuli Venezia Giulia, in particolare Alessia Trost, la pordenonese delle Fiamme Gialle, che era attesa a quote olimpiche. Quel 1,96 m, metricamente parlando, che le avrebbe aperto le porte di Tokyo. Dopo il 1,94 m ottenuto la settimana prima a Lodz, la misura era obiettivamente alla portata. Non è andata così. Alessia è entrata a 1,80 m, poi 1,87 m e 1,92 m saltati alla prima prova, senza incertezze ed errori. Con la vittoria in tasca ha fatto postare l'asticella a 1,96 m per i 3 tentativi, il secondo dei quali fallito per questione di millimetri senza esito, appuntamento rimandato dunque. I salti portano però la firma della nostra regione anche nell'asta. Il 23enne triestino Max Mandusic, Fiamme Gialle come la Trost, si conferma in costante crescita. Oggi è lui il padrone, gli bastano 3 salti, a 5,22, 5,37 e 5,52 valicati al primo tentativo per aggiudicarsi il tricolore. Poi fa mettere l'asticella a 5,61 m del nuovo personale. Nulla di fatto, ma soltanto per questa volta. Dagli atleti regionali che vestono la maglia di un nostro team è stato Simone Biasutti, Trieste Atletica, già vincitore del titolo Under 23, pur con qualche litigio con rincorsa e l'approccio ai balzi, a mettersi al collo una medaglia d'argento di notevole spessore nel salto triplo con 16,33 m. Era l'obiettivo realisticamente più abbordabile, perché Tobia Bocchi dei Carabinieri, dopo la serata di Lievin, culminata nel 16,89 m, ha conquistato il suo primo titolo assoluto con 16,79 m. L'ultima medaglia, questa volta di bronzo, è arrivata da un altro triestino, Lorenzo Modugno, Triveneto Trieste, nell'eptathlon vinto dal carabiniere Dario Dester, con il nuovo primato italiano di 6.076 punti. Modugno conclude le 7 prove con 5.351 punti e va ad aggiornare il suo precedente record regionale di 5.258 punti, stabilito lo scorso anno sullo stesso anello di Ancona. Il 21enne si conferma nell'asta, dove supera i 4,90 m del record personale, secondo, e si prende il lusso di aggiudicarsi anche la prova finale dei 1.000 metri in 2,43,68. Ecco i parziali delle altre 5 prove. Peso, secondo, con 13,35 m, lungo, nono, con 6,56 m, alto, secondo, con 2,4 m, 60 metri, nono, con 7 secondi e 71, 60 ostacoli, settimo in 8,97. Lorenzo è in possesso di un motore potente che, se ben registrato, potrà dare grandi soddisfazioni alla nostra atletica nei prossimi anni. Per il resto, da segnalare che già da Carmassi, Bruniera Friuli Intagli, nei 60 ostacoli vinti dalla triestina cresciuta nella Trieste Trasporti Kral, Elisa Di Lazzaro, 8 secondi e 16, si è piazzata al quarto posto in 8,40, 8,38 in batteria. Peccato perché il bronzo era a soli 2 centesimi di secondo. Settima Nicla Mosetti in 8,54, 8,49 in batteria, anche lei triestina che corre per la Bracco Milano. Aurora Berton, Libertas Friul Palmanova sui 60 metri e sesta in 7,51, 7,49 in semifinale. Gabriele Cernigoi, Malignani Libertas in 8,13, termina in settima posizione nella finale dei 60 ostacoli, 8,12 in batteria. Simone D'Alzilio, Bruniera Friuli Intagli, nell'alto di Tamberi, non va oltre i 2,4 m che lo posizionano all'8° posto.
Sempre sulla pista di Ancona, ai campionati italiani allievi della scorsa settimana, il migliore è stato Alberto Nonino del Malignani Libertas, con una medaglia d'argento nei 60 ostacoli in 8,18, settimo tempo regionale all time e un quarto posto nel lungo con il nuovo personale di indoor di 6,64 m. Risultati confortanti che indicano una condizione molto buona in preparazione ai campionati italiani di prove multiple in programma a Padova il 6 e 7 marzo. Progressi importanti anche per Giovanni Sordi dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, che nel peso fissa il personale a 15,53 m, che gli vale la quinta piazza. Caterina Camossi del Custrieste, dal canto suo, piazza un buon 7,71 nelle batterie dei 60 metri, ma non si ripete in finale dove termina sesta in 7,78. Va decisamente meglio nei 200, dove il piazzamento è lo stesso, ma con 25,15 avvicina sensibilmente il record di Ilaria Moretti, 25,11 del 2016. Da ricordare ancora il sesto posto in 1,45,38 della 4x200 del Custrieste con Girardi, Corazza, Fanzella e Camossi. Il 9,4 di Giulia Fanzella nei 60 ostacoli, settima, e il 3,5 m di Giorgia Fabris dell'Atletica 2000 Codroipo nell'asta, ottava. Dall'Università di San Leo in Florida, buone notizie per Sintayu Vissa. Sintayu Vissa ha talento e determinazione per emergere anche oltre i nostri confini. La 25enne mezzofondista, cresciuta nel vivaio dell'Atletica 2000 Codroipo, agli inizi era seguita da Matteo Tonutti per poi passare sotto le cure di Cornelio Giavedoni prima di trasferirsi al GS Valsugana Trentino. Nata in Etiopia e adottata dalla famiglia Vissa di Pozzecco di Bertiolo, la portacolori della St. Leo University, dove studia grazie a una borsa di studio per meriti sportivi, si è cimentata a Nashville nell'impianto coperto Val del Birt per la prima volta sulla distanza classica del miglio, 1609 metri, gara molto frequentata negli States, in un incontro indoor tra team universitari. Vissa ha vinto fermando i cronometri su un ottimo 4 minuti 40 secondi e 99, crono che sarebbe, per fare un paragone con la nostra realtà, migliore di oltre 17 secondi dell'attuale record regionale di Joyce Mattagliano, 4,58,26 del 1994, e migliore prestazione italiana sulla distanza nel 2021. L'atleta di Codroipo è passata ai 1500 metri in 4,25, prestazione che la porrebbe oggi ai primi posti nelle graduatorie italiane. E ora spazio a risultati e record in questa carrellata di Greta Iuri. Sentiamo. Record regionale per la giavellottista Federica Botter, ventenne portogruarese dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, nel corso della seconda prova di qualificazione per i nazionali invernali di lanci a Conegliano. Il suo attrezzo è planato a 53,11, nuovo record regionale categoria promesse. Il precedente limite apparteneva a Giulia Boaro con 47,91, ottenuto a Spilimbergo il 16 settembre 2012. La Botter, che ha un personale di 55,78 realizzato a Firenze risalente al 2019, quando apparteneva alla categoria Juniores, è nel giro della nazionale dal 2018. È campionessa italiana Juniores, titolo conquistato lo scorso settembre a Rieti, ed è allenata da Vilma Vitotto. È stata finalista nel 2019 ai campionati europei di Boras, in Svezia, dove si è classificata quinta. Luca Sclisizzo, scuola Aldo Moro Paluzza, in Finlandia, è bronzo in staffetta ai mondiali di sci di fondo. A Vuokatti, in Finlandia, il paluzzano del centro sportivo Esercito è giunto terzo nella staffetta 4x5 km dei mondiali juniores di fondo, assieme ai compagni di squadra azzurri Fabio Longo, Alessandro Chiocchetti ed Elia Barb. Un grande risultato, l'ennesimo ottenuto da un ragazzo cresciuto nell'Aldo Moro e nel comitato Fisi del Friuli Venezia Giulia, schierato in questa occasione in terza frazione nella tecnica libera. Oro alla Norvegia davanti alla Finlandia, con l'Italia di bronzo che al photo finish ha buttato giù dal podio la Russia. Il ventenne Sclisizzo, in precedenza, aveva preso parte alla 10 km tecnica libera, ottenendo un più che positivo 18° posto, a 1,30 dal vincitore, il norvegese Moerk, ed è stato il secondo degli italiani. Sono state pubblicate nei giorni scorsi le classifiche finali del campionato regionale di società assoluto di cross,
dopo le 2 prove tenutesi a Casarsa della Delizia e Mariano del Friuli. Le classifiche sono suddivise per categoria e combinata. Vediamo quella maschile, relativa alle prime 3 posizioni. Tra le promesse e seniores ha vinto la Trieste Atletica con 193 punti, seconda l'Atletica Bruniera Friulintagli con 175 e terza la Sportiamo Trieste con 139. Juniores. L'Atletica Bruniera Friulintagli con 204 punti regola la Trieste Atletica 130 e l'Atletica 2000 Cotroipo 82. Atletica Bruniera Friulintagli nettamente prima anche nella classifica allievi con 278 punti, a precedere la Trieste Atletica 102 e la Libertas San Vitese 67. Combinata uomini. È la somma che fa il totale e così l'Atletica Bruniera Friulintagli si aggiudica la combinata con 657 punti e la spunta sulla Trieste Atletica 425 e l'Atletica Malignani Libertas Udine 195. Passiamo ora al settore femminile. Promesse e senior all'Atletica Bruniera Friulintagli che ottiene 240 punti. L'Atletica Malignani Libertas Udine con 209 punti è seconda e l'Atletica Buia 146 terza. Le juniores del CUS Trieste fanno uno scherzo all'Atletica Bruniera Friulintagli e si aggiudicano il titolo con 148 punti, 7 in più delle ragazze della destra tagliamento. Bronzo per l'Atletica Malignani Libertas con 56 punti. Lotta all'ultimo punto tra le allieve, dove a spuntarla è l'Aldo Moro Paluzza con 87 punti, 5 in più del Malignani Libertas Udine. Terza l'Atletica Aviano con 56 punti. Anche nella combinata rosa l'Atletica Bruniera Friulintagli si conferma ai vertici con 381 punti. L'Atletica Malignani Libertas Udine è d'argento con 347 e il CUS Trieste di bronzo con 249. Hanno ottenuto il pass per partecipare ai campionati nazionali di società di cross a Campi Bisenzio a Firenze, l'Atletica Bruniera Friulintagli, tutte le categorie tranne le allieve, la Trieste Atletica, tutte le categorie maschili, l'Atletica Malignani Libertas Udine, junior maschili e promesse e senior femminili, l'Atletica Buia, promesse e senior maschili e femminili, la Sportiamo Trieste, promesse e senior maschili e il CUS Trieste, juniores femminili. E con questa notizia noi terminiamo qui anche l'odierna puntata. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì.